Verso l'ora vespertina per il vicolo tre re, una bella signorina camminava innanzi a me, ammirando il dondolio del grazioso corpicin, ascoltavo il tintinnio di parecchi suoi oggettin. La sua borsetta faceva tac-tac, i ciondolini tec-tec-tec-tec, i tacchettini tic-tic-tic-tic, e anche il seno toc-toc-toc-toc, mentre il mio cuore che batteva di più, faceva tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Ma costai, ti presentai, lei è papaccio e lei Clary, fu così che la invitai a montare in un taxi, se ne andammo per via Tappo, per godere in libertà, senza impicci né fracasso, la poesia della città. Faceva il motore tac 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 tac, faceva la tromba tec 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 tec, facevano i vetri tic 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 tic, faceva il cassone ta 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 ta, mentre i cuscini dell'auto blu faceva tucu 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 tucu. Quella sera che dicete del morale stava su, la compresi, mi comprese, e da voi passammo al tu. Lo Schaeffer intelligente la sua corsa rallentò, e così naturalmente quel che accadde or vi dirò. Voltai la luce e fece tac, si ruppe un vetro e fece tec, scappò un bottone che fece tic, mentre che i vasi facevano toc, finché l'autista non reste più, picchiò sui vetri, tu, con le amiche avventure che non rifanno più.